Oddio, Dio. Ciao bellissimi, bentornati! Oggi abbiamo una novità. Non si tratta di un viaggio, ma un progettino che ho lasciato in pausa dall'aprile 2021, quindi sono 2 anni esatti. Come avrete già intuito, si tratta di una casetta sull'albero. Come potete vedere è fatta in maniera abbastanza grezza, anzi molto grezza, ma a mia discolpa posso dire che non sono un falegname e non ho mai fatto alcuno studio di falegnameria, quindi è tutto molto inventato, improvvisato. E c'è da dire che una difficoltà enorme è stata data dal fatto che siamo a 5 metri di altezza, quindi è un albero bello altino e che ho costruito tutto con l'unico ausilio di corde e scale, quindi diciamo che questo ha rallentato e reso molto più difficili i lavori. Adesso però è giunta l'ora di renderla una vera casa. Giorno 2, ieri abbiamo misurato e tagliato i listelli che adesso dovremo appoggiare e applicare alle pareti per rinforzare il tetto. Come potete vedere li ho tagliati un po' più lunghi di quello che ci serve, perché tagliandoli a mano non avevo una precisione assoluta. Quindi in questo modo ho la possibilità di accorciarli piano piano aggiustando il tiro. Mi sa che questa era diventata la casetta di uno scoiattolo. Ecco, questi paletti serviranno oltre che a sorreggere meglio questa parte di tetto, quest'asse in particolare, così che io possa camminare almeno sul perimetro, anche per creare la struttura delle finestre, quindi una finestra da questo lato. Ok, da questo lato non l'ho pensata troppo bene perché pensavo di fare esattamente come in quello opposto, ma se facessi una finestra in questo punto qua sarebbe sempre coperta dal ramo. Quindi sto pensando se è possibile spostarla tutta da un lato o dall'altro. Quindi questo qui e un altro qua, così creiamo la finestra su questo lato. Potrebbe essere molto meglio. Ed è il giorno 3, non so se mi prende più tempo fare il lavoro o fare le riprese. Nel caso oggi penso che riusciamo a terminare di mettere tutti i listelli.
Ok, ammetto che mi sto lasciando un po' andare coi listelli, sto diciamo divagando dal progetto principale che doveva solamente servire a sorreggere meglio il tetto, però sto notando tante cose che non mi piacciono tantissimo e quindi ho pensato di finire prima tutta la parte di listelli interna e poi passare al tetto e andiamo a fare le onduline. Un'altra cosa che voglio sistemare prima di salire sono tipo tutti questi rattoppi che avevo fatto un po' perché avevo finito i materiali, un po' perché non sapevo bene come collegare le varie cose e sorreggere le ultime assi del tetto. Ok, non chiedetemi perché, ma mi è venuta la malsana idea di fare le cornici a tutti i tronchi. Adesso lo facciamo anche di qua, voglio coprire tutti questi buchini e rendere una cosa un po' più carina. Lo faremo anche qui, e anche lì, e anche qua. Mi sa che prima di andare sul tetto ci vuole ancora un pochettino. Ed è il giorno 4! Oggi c'è una bellissima giornata ed è il primo giorno di primavera. Come vedete sto cercando di toccare il meno possibile l'albero, quindi cercare di fissare la struttura a se stessa e anche di sostituire le vecchie viti con delle viti zincate che resistono molto di più all'umidità. Mi sa che sotto il telo ci sono un sacco di cimici. Ne ho appena vista un'altra. Oggi ho anche una super aiutante. Ti ho detto che potevo essere utile. Ferma, fermissima. Ma se... Non ti muovere. Video 135. I giorni iniziano a confondersi tra loro. Mancano pochissimi dettagli per salire sul tetto, ma c'è un problema. L'allergia. Quindi sei venuta a darmi una mano? No.
bellissimo, ma meglio di prima, e sicuramente molto più resistente, soprattutto il tetto. Comunque una volta sopra camminerò solamente sul bordi esterni, neanche quelli dove ci sono gli alberi, solamente dove so che ci sono i listelli ben piantati con doppia, se non addirittura tripla vite di sostegno. Intanto vi invito a mettere un like, a condividere e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Ciao bellissimi! Oggi saliamo sul tetto. C'è una giornata splendida ma fa freddissimo! In ogni caso, dato che salirò da qui utilizzando questa corda, mi sono messo un imbrago e un dissipatore da ferrata per attutire potenziali cadute. Spiegato in maniera semplice, si tratta di questi due cavi collegati a due moschettoni che non vanno mai staccati contemporaneamente, quindi ce n'è sempre uno assicurato alla corda, e il motivo per cui sarà fondamentale è perché la corda rigida ti dà un contraccolpo alla caduta, il che vuol dire che se dovessi cadere, se fossi assicurato direttamente alla corda, il colpo sarebbe così forte, ci sarebbe un effetto frusta che andrebbe a risentire sulla mia schiena, le mie ossa, e potrei farmi seriamente male. Invece col dissipatore la caduta viene rallentata, allungata ma rallentata, in modo da ammorbidire la caduta, e in questo modo non ci si rompe niente tecnicamente. Pensate che 2 anni fa, quando ho fatto la struttura, ho messo il telo rimanendo completamente appeso, perché dato che il tetto non era rinforzato avevo paura di sfondarlo camminandoci sopra, e quindi mi muovevo appeso con i moschettoni da un punto all'altro del tetto per fissare il telo. È stato complicatissimo! Ok, quindi qual è il progetto? Ovviamente le onduline devo tagliarle prima di portarle sul tetto, e devo tagliarle in modo che si incastrino perfettamente coi rami. Perciò devo prendere delle misure, e per prenderle ho deciso di utilizzare questo. Vi ricordate quando per attoppare il tetto ho usato un foglio di carta? Ecco, la mia idea è di usare la stessa tecnica, quindi creerò la forma del buco sul cartone, poi la disegnerò sull'ondulina e la taglierò perfettamente. Ok, non mi sembra male. Adesso devo capire solamente come trovare il punto esatto dell'ondulina in cui segnarlo. E poi ce ne mancano solo altri 3. Comunque sono soddisfatto, il tetto regge bene, almeno sul perimetro. Anche se so che il tetto regge, comunque cerco di dare meno peso possibile e quindi resto totalmente rigido tutto il tempo ed è strafaticoso. Il metodo del tetto funzionerà? Non lo so. Sarà preciso? Non credo. Ci proviamo? Sì. Intanto facciamo la prima ondulina e vediamo come viene. Ok, quindi come tagliare onduline bitumate. E adesso speriamo di aver preso bene le misure. Boom! Sono felicissimo, è precisissimo!
Ah, che contento! E siamo arrivati al giorno boh, ormai è passata anche la Pasqua, quindi i giorni sono volati tra una cosa e l'altra. Oggi vediamo se riusciamo a terminare il tetto. Devo dire che sono super soddisfatto di come sta venendo il tetto. E una cosa che mi ha dato difficoltà, che non immaginavo, è stato prendere le misure considerando anche questo spazio, che fa sì che le ondoline si accavallano in un certo punto. E un'altra cosa che non ho valutato è che le ondoline avrebbero preso tutte quante la stessa direzione e in questo modo c'è un punto in cui si staccano sempre di più dal tetto, mentre al contrario dall'altro lato escono fuori. Quindi direi che quando avremo finito il tetto taglieremo delle striscioline triangolari da questo lato e le posizioniamo dall'altro, così da compensare. Che figata! Sono contentissimo! E adesso ne manca solo una, ma ha solo un pezzettino minuscolo da tagliare, quindi... sì! Direi che possiamo considerare questa prima parte della ristrutturazione conclusa. Sono felicissimo. Mancano ancora un paio di piccolissimi dettagli che però vediamo nel prossimo video insieme
alla verniciatura delle pareti esterne della casa. Sarà bello complicato perché dovrò fare tutto quanto da appeso. E niente, ci vediamo al prossimo video e grazie per aver guardato questo fino in fondo. Ciao bellissimi, a presto!